L'eccellente lavoro di selezione che hanno fatto per noi Taglio Fresco di Fratelli Bonin, da cui siamo partiti per costruire questo percorso, e poi la dinamicissima Silvia ha detto che non bisogna dire amministratore delegato di Oselladore Caffè, allora chiamiamo semplicemente l'anima, no? L'anima, una delle donne, diciamo così, di Oselladore Caffè, che ci ha permesso e ci permette ovviamente di raccontare le storie qua a Rossano Veneto. Beh, oggi ospite abbiamo, intanto si presenti così, facciamo prima. Io sono Antonio Sambo, sono responsabile del coordinamento dell'Oasi della Brussa, che è un insieme di aziende e di territori di quasi 2000 ettari nell'area di Caorle, a nord di Venezia. Noi siamo produttori, siamo agricoltori prima di tutto e abbiamo cercato di tornare a sviluppare i frutti della nostra terra nella tradizione dell'azienda multifunzionale. Quindi, sebbene le dimensioni siano molto importanti, abbiamo recuperato le vigne che sono tra le poche, diciamo così, vigne sul mare, quindi che utilizzano i terreni di salsedine, quindi il terreno salato per produrre i nostri vini, e quindi danno qualche tocco, diciamo, di sapidità molto più interessante. L'altra cosa importante è stata la trasformazione dell'orzo, quindi abbiamo impiantato un agribirrificio, quindi dal nostro orzo produciamo con il nostro malto e quindi le birre che hanno diciamo le loro stagionalità, hanno delle peculiarità molto importanti, e tra l'altro quest'anno proprio a dicembre abbiamo ricevuto ben 3 premi, 2 luppoli d'oro e 1 d'argento, e poi i frutti della terra, dell'orto, quindi con le conserve, con le marmellate, con il frutteto, quindi un po' questa idea di oasi, di natura, di recupero del rapporto di sostenibilità tra l'uomo e i prodotti e la terra e l'ambiente sono un po' la guida, il driver con cui ci stiamo muovendo e sui quali stiamo investendo e sviluppando. L'ultima nata è l'energia, che ci sta rendendo completamente autosufficienti in tutti i processi di lavorazione che realizziamo sul territorio. Va detto che questo progetto di cui ci stiamo occupando in questi mesi, anzi in questi anni, era nato poco prima della Covid. C'era l'ESOF, Trieste Capitale Europea della Scienza, e noi in quel contesto ricevemmo l'incarico proprio di curare un progetto che si chiamava Eurosostenibilità, che era sviluppato con la rivista delle università italiane sulla ricerca, Natura Docet. Poi lei mi ha parlato di risorse energetiche, e uno dei punti degli obiettivi dell'Agenda 2030 che noi seguiamo nelle nostre iniziative. Ecco, quindi mi fa piacere sentire parlare di sostenibilità. Perché la fate, o sbaglio? Ma per noi è fondamentale, noi ci sentiamo un po' custodi di questo territorio, perché siamo incastonati tra Caorle e Bibbione, 2 aree dove il turismo di massa, dove l'industria del turismo vera e propria ha raggiunto delle eccellenze eccezionali, ma anche delle densità, e diciamo ha perso di vista la dimensione del rapporto proprio con l'ambiente e con la natura. Noi per fortuna, essendo un'area scontornata da canali e da fiumi, vocata e vincolata all'agricoltura, vocata
dall'Europa ad area SIC, quindi a ZPS, a zona protetta, dove ancora abbiamo branchi di daini che scorazzano liberi, dove abbiamo più di 300 specie di uccelli migratori che si fermano sul nostro territorio proprio perché è uno dei pochi ancora diciamo per loro utilizzabile, è diventato un po' la punta di diamante l'idea che il turismo, l'agricoltura, i giovani, il lavoro, il prodotto possano trovare l'equilibrio. Ecco, per noi sostenibilità non è un indicatore statico, è un indicatore evolutivo, per cui i processi continui nei quali l'accoglienza del turista, l'introduzione dei cavalli allo stato brado, le esperienze di cicloturismo, di sport all'aria aperta, devono coniugarsi con un prodotto a chilometro zero, un prodotto sano, un prodotto amato da chi lo produce e non solo per il margine o il ricavo che esso stesso realizza. Ecco, quindi la cura che ci mette l'enologo, la cura che ci mette il mastro birraio, la cura che ci mette l'ortolano, parlo al singolare ma in realtà è un'equipe piuttosto folta di persone, per noi è una modalità con cui interpretiamo il rispetto dello sviluppo delle attività economiche che poi vediamo fanno impresa che a sua volta è sostenibile perché non ha un ordine di tempo a qualche anno ma a decenni, e quindi questo è un'eredità dei nostri avi che hanno bonificato quel territorio e che vorremmo veramente lasciare ai nostri discendenti con l'orgoglio di poterla vivere, di poterla coltivare, di poter essere luogo di ospitalità. Dopo non tocco il tema del bio perché potremmo andare avanti fino a domani mattina sia in chiaroscuri anche piuttosto forti, ma non è questo il senso del giornalismo che noi vogliamo fare, anche perché credo che siamo gli unici a dare spazio sia alle aziende importanti come la vostra e anche alle microaziende che sono quelle che si sbattono sul territorio e permettono a questo discorso di sostenibilità e di eccellenza, usiamo questa parola un po' per non usare sempre la parola qualità, no? Ci permette di essere. Bene, allora io adesso farei un breve escurso molto veloce sui prodotti e dopo riprenderemo il discorso perché qua abbiamo un sacco di voci da raccogliere. Sì, qui davanti vedete diciamo, l'area delle bollicine dove i nostri prosecchi, le nostre uve, il nostro glera, appunto che raccoglie questa sapidità particolare dei terreni sul mare, siamo a 1,5 chilometri dall'Adriatico, hanno queste note particolari, vengono vinificate in bianco e rosé, in cuvée e in brut, extra brut, quindi ed extra dry, e hanno diciamo la classica denominazione prosecco ma con queste note un po' particolari. Abbiamo i fermi che anche da questo punto di vista sono dei bianchi molto interessanti, lo Chardonnay, il Pinot Grigio, che hanno anche in questo caso aggiungono diciamo, la tipicità del vitigno, queste note floreali e di diciamo al gusto soprattutto di questa sapidità che sposano molto bene diciamo i latticini, i formaggi e il pesce, soprattutto quello d'altura, così come il Sauvignon che è forse il più floreale ecco, di tutte le essenze. Poi passiamo alle birre. Le birre, noi abbiamo 6 tipologie di birre, le bianche, le Helles, le IPA, le Stout e l'extra Stout, che sono sostanzialmente le classiche di diciamo, derivazione inglese, reinterpretate nel nostro stile, dal nostro mastro birraio, ma soprattutto fonte di un orzo che abbiamo recuperato, l'orzo Eraclea, è un orzo autoctono presente negli scritti dei Romani,
non sappiamo esattamente da dove venisse prima perché non ci sono molte tracce, è stato perso nella produzione industriale degli ultimi decenni, lo abbiamo recuperato proprio perché è autoctono, ma soprattutto perché ha una bellissima resistenza al terreno salato e quindi mantiene comunque una buona resa. In questa resa si trasferisce nella maltazione questa nota salata che poi chiaramente sparisce in sé nella birra o nelle varie tipologie, ma ci permette di produrre questa birra agricola che ha delle caratteristiche molto interessanti perché sviluppa la sua fermentazione direttamente in bottiglia, quindi viene chiamata birra viva proprio perché la distinzione con quella industriale è che il processo, diciamo, in alta pressione, in chimica, diciamo così, dell'industriale viene evitato dalla nostra produzione, che lavora sulla materia fresca, tanto che la nostra produzione ha un tempo di conservazione molto più breve di una birra tradizionale che è quasi infinita industriale. La nostra ha un tempo di consumo entro i 2 anni, ecco, per essere goduta nella sua pienezza. Facciamo delle special, diciamo così, cioè sfruttiamo il prodotto e le essenze tipiche della raccolta nelle stagioni e quindi dalle spezie fino alla frutta che entra nella birra chiaramente viene sincronizzato. Le ultime 2 produzioni sono quelle delle verdure e delle marmellate. Anche in questo caso chiaramente nelle nostre aziende abbiamo sviluppato dei laboratori agrituristici, per cui sono piccole produzioni locali quelli che noi proponiamo, e anche in questo caso non sono mai uguali di anno in anno, perché il suo ce lo mette il sole, ce lo mette il vento, ce lo mette il momento di raccolta, e che possiamo permetterci il lusso di sincronizzare con la cucina, con le cucine, che oltre poi a produrre queste cose dà anche buon gusto a tutti gli ospiti che frequentano l'Abruzza, che vengono nel mare dell'Abruzza e nella natura dell'Abruzza, perché poi appunto c'è il bosco, ci sono i fiumi che danno ulteriori note. Ecco, questo in estrema sintesi. L'energia che abbiamo iniziato a produrre qualche anno fa, un po' come scommessa con del biogas, negli ultimi anni e nei prossimi anni abbiamo già attivato gli investimenti sfruttando i numerosi tetti di case coloniche che abbiamo recuperato, e quindi anche in questo senso la sostenibilità di prima torna nel rispetto dell'ambiente e degli edifici già prodotti, e chiaramente con il fotovoltaico, con i parchi agrisolari appena stati finanziati, in cui siamo entrati, stiamo mettendo a regime sia il maneggio equestre, sia il birrificio, sia tutte le altre catene di produzione, utilizzando la nostra stessa energia.